Cari amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Radio Chef. Allora, dicembre è alle porte e con esso anche la festa che si tiene nello storico mercato coperto di Trieste, questo gioiello architettonico che è la cattedrale ormai del food a Trieste, non solo un antico punto di riferimento proprio per quelli che erano i prodotti del territorio a chilometro zero, per avere proprio questo contatto con gli agricoltori e chi appunto vendeva verdura, frutta e quant'altro. E allora ritorna ad animare il mercato coperto Farmer and Artist, settima edizione della festa del cibo buono di Trieste, ma anche un invito al viaggio tra città e campagna, un appuntamento che vedrà 50 agricoltrici e agricoltori e safe chef che attraverso i confini di città e campagna ci racconteranno insomma attraverso i loro visi e anche il loro saper fare, quello che, ci porteranno ad assaggiare. Io innanzitutto ringrazio per essere qui con noi, David Pizzica. Buongiorno David, ben trovato. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Allora iniziamo con Farmer and Artist che compie già 7 anni quest'anno. Qual è oggi l'identità, della manifestazione? Cosa rappresenta a Trieste questo viaggio tra città e campagna, diciamo così? Beh, innanzitutto grazie dell'introduzione perché è stata fantastica. Secondo me alla radio le tue parole già, bucano i timpani e quindi fanno vedere un qualcosa di eccezionale, di grande. 7 è il mio numero, diciamo, preferito, sono nato il 7 di luglio, quindi per me questa data è questo evento, questo numero dell'evento è particolare. Dovevamo raggiungere questa intensità e questa grandezza già qualche anno fa, ma per colpa del Covid tutto quanto si è spostato. Per noi rappresenta mostrare Trieste in una luce diversa da quella che normalmente le persone sono avvezze a vederla. In che senso? Trieste è l'incrocio di diverse culture, quindi di diverse biodiversità, come si dice da noi. Abbiamo una delle biodiversità più grandi, più ricche al mondo e abbiamo una cultura enogastronomica che quando noi pensiamo a Trieste diciamo: "Ma c'è poca roba", no, c'è tantissima roba. Abbiamo la cultura italiana, quindi ognuno di noi sa farsi una pizza. Abbiamo penso più o meno, io lo so fare. Abbiamo la Sì, sì. cucina austro-ungarica, la cucina, slava, la cucina balcanica che si incontrano, tutti quanti conoscono i cevapcici, ma ci sono le pljeskavice, ci sono altre cose, quindi ci sono, derivazioni, carne italiana, carne di una parte del Balcani, ci sono le verdure italiane, per esempio arrivano da noi anche le puntarelle di Roma, quindi a Trieste si incontra e, è come se scoppiasse questa pace, questo incontro fra diverse culture che poi dà vita a questa eccellenza dell'enogastronomia e noi a Trieste, visto che ha questa biodiversità così grande e noi ce ne rendiamo conto con una passeggiata con questi colori che cambiano di stagione in stagione, ma cambiano anche gli odori mentre passeggiamo mese per mese, diciamo sul nostro carso, questa cosa la volevamo mettere come se fosse un concerto di qualcosa di eccezionale, quindi una festa del gusto dell'agricoltura, quella giusta, quella buona, quella sana, quel prodotto che ti cura, perché noi siamo quello che mangiamo. Ci siamo resi conto che tutti i collaboratori che abbiamo, Slow Food, Campagna Amica, sono tutte persone che lavorano con la nostra stessa filosofia, o meglio noi abbiamo sposato le loro filosofie, le stiamo mettendo assieme in uno che è il museo, che vuole essere la cattedrale del cibo, che è stata così concepita dalla nobildonna che ha, dedicato i soldi e ha vincolato questa struttura alle Mlecarize, a questo uso, per, diciamo la divulgazione del cibo buono, sano e giusto. In questo modo praticamente questo museo che è per me come guardarci il Guggenheim, solo molto più bello perché è molto più originale. La nostra è storia, l'hanno fatta degli architetti in tempi non sospetti e l'hanno fatto in modo incredibile. Basterebbe poco e potremmo rifarlo in una luce splendida, però secondo noi la vocazione che gli stiamo dando con Farmers and Artists, voluta da noi, voluta da Slow Food, voluta da Campagna Amica, dal Comune di Trieste, potrebbe essere quello giusto per farlo rivivere. In questo appuntamento al mercato coperto so che arriveranno oltre 50 piccole aziende agricole con tantissime realtà, tra le quali Carso, Istria, Quarnero, Friuli Venezia Giulia. Ma qual è il criterio attraverso il quale selezionate questi produttori e cosa troveranno i visitatori poi tra gli stand? Allora, di produttori ce ne sarebbero molti di più, perché quando hanno visto che Farmers and Artists funziona dal punto di vista economico, tantissimo vorrebbero farne parte.
Io ho pensato con Enrico Maria Milic, che è l'art director di questo Farmers and Artists, da principio, da quando l'abbiamo costituito e immaginato, e la prima edizione è stata fatta nelle scuderie del Castello di Miramare. La selezione viene fatta con la collaborazione di una commissione che vede partecipi Slow Food, Campagna Amica, Farmers and Artists e collaboratori esterni come Enrico Maria Milic. In questo caso dovete pensarvi come a un festival, quello che in definitiva sta diventando nuovamente un festival della canzone italiana è Sanremo. C'è un creatore, un direttore artistico, che in questo momento è Enrico Maria Milic, che assieme a noi stabilisce le regole e decide chi può partecipare o meno. Ma siamo veramente strong, siamo veramente forti nella selezione, molto, come si dice, severi nel selezionare i produttori. Quindi i nostri produttori devono essere quello che è di più tradizionale, caratteristico, eroico e puro e sano ci sia, diciamo, intorno a noi. Per quello abbiamo e stiamo puntando sul bio, ma stiamo verificando se veramente sono bio o meno. Sono la maggior parte presidi di Slow Food, perché la Slow Food come organizzazione lotta per il mantenimento di quello che si sta perdendo per via della standardizzazione. Quando voi andate nei supermercati come me, non è che potete trovare queste primizie che ovviamente sono un arricchimento, cultura nostra, e quindi dovete immaginare questa scelta dei produttori come una specie di direttore tecnico artistico del Festival di Sanremo, e quindi gli agricoltori presenti, i produttori presenti sono quelli che in definitiva pensiamo siano la cosa migliore per voi. Quindi la selezione più bella per voi, quella che potrà funzionare in futuro. Quindi abbiamo una grossissima responsabilità, ci siamo dati delle regole molto forti e con questi valori, assieme a tutte queste 3 associazioni col Comune di Trieste, stiamo andando avanti per darvi il massimo. Saranno ben 24 le aziende che porteranno presidi slow food, 9 di queste sono biologiche. Per il pubblico che cosa significherà concretamente, ma anche quali sono le garanzie che raccontano questi marchi? Le garanzie che raccontano questi marchi sono, i valori e il regolamento che si è data a Slow Food con Petrini dall'inizio, con gli istitutori di Slow Food. Hanno visto lungo, hanno visto l'Italia fatta di piccoli medi, piccoli produttori, hanno visto questo di biodiversità, hanno visto l'Italia che fa fatica a farcela. Quindi in un certo qual senso sono tutte quelle cose che sono iscritte nelle tradizioni, che sono state fatte dai nonni dei nonni e quindi si sono tramandate da generazione in generazione. Grazie al paese Italia, grazie al paese Slovenia, Croazia, in questo caso anche Carinzia, che stiamo mettendo insieme, e quindi la garanzia vostra è in queste persone che con questi regolamenti, con questi valori molto ferrei, stanno portando avanti le certificazioni. Per esempio da noi non abbiamo certificato tutto, le patate e quant'altro, che a parte che non le abbiamo. I 3 presidi slow food che partono dal nostro territorio sono il miele di marasca, ciliegia selvatica, che è difficilissimo da acchiappare, ovvero che le api lo acchiappino perché ha una fioritura rapida e, poi ce n'è poco, quindi sta scomparendo. Quindi è stato certificato slow food. Le aziende che ce l'hanno vanno assaggiate, si deve parlare con l'apicoltore per capire come riescono le loro api ad acchiappare questo polline e fare questo miele. C'è la pecora, istriano-carsolina o carsolina istriana, ce ne sono poche, stanno scomparendo, ce ne sono circa 250 sul Carso e sull'Istria, e va assaggiato il formaggio, va chiesto all'agricoltore, va ascoltato il suo mestiere, come lo sta facendo. E abbiamo questa bianchera e oltre a questi abbiamo altri 17 presidi in questo mercato, quindi va assolutamente, frequentato, va assolutamente fatta una chiacchiera con i produttori in modo che possiate avere questo arricchimento che a me mancava finché io non ho iniziato questa avventura con Farmers and Artists. La garanzia sono tutti questi valori, anche Campagna Amica che cerca di portare il cibo fresco a chilometro limitato direttamente dal produttore al consumatore, anche per accorciare quello che poi è il guadagno della logistica. Quindi siamo 3 istituzioni, in questo caso 4 col Comune di Trieste, che ci stiamo veramente facendo in 4 per voi tutti. Tra l'altro ci sono anche 3 cene che uniscono Dolomiti, Carso, Valsugana e poi un po' le generazioni del nord-est. Qual è la filosofia dietro questi abbinamenti gastronomici, ma anche geografici? La filosofia è particolare. E in tutti questi, dalle Dolomiti alla Valsugana, al Carso, all'Istria, abbiamo, come ho detto prima, prodotti prodotti diversi e abbiamo
la cultura, l'essere diventato chef in modo diverso. Con questi 6 cuochi, stiamo allungando il periodo di Farmers in Artist. Non è solo di 2 giorni, ma è di 1 settimana. Difatti cominciamo con la trattoria Devetar, premiata da tantissimi premi di San Michele in Carso, e finiamo con la nuova struttura aperta Officina al Zinzendorf. La filosofia è quella di unire queste esperienze di questi chef attorno ai prodotti, farli lavorare assieme, loro con i nostri, e quindi arricchire ancora di più quello che potrebbe essere la conoscenza dei nostri chef, in modo che nascano nuove idee, che nascano nuovi modi di processare queste materie prime, che sono presidi slow food e non solo, che sono questo nostro cibo sano, buono e giusto. Poi parliamo di vini, anzi di slow wine, perché appunto ci saranno questi vini di pietra, no, un modo diverso di fare viticoltura. Quale risposta vi aspettate dal pubblico rispetto a questa novità? Questi vini sono vini particolarmente buoni. Io ne sono fiero e orgoglioso. Li assaggio, non posso dire di berli, perché ce ne sono anche pochi in quantità. L'idea nasce da un mio amico grandissimo, il produttore di Prepotto, che ha detto: "Il mio vino, cresce sulla pietra perché le radici della Vitosca scendono fino a 8, 9 metri nel suolo a cercare l'acqua, perché sul Carso non c'è acqua e c'è molta pietra. Quindi la prima cosa è la crescita sulla pietra. La seconda cosa, dice, io li faccio trasformare nella pietra, quindi usa delle botti per la macerazione, quindi sono, diciamo, vini arricchiti, e questa macerazione di 2, 4, 12 giorni, quello che è, viene fatta nella pietra, non in otri di legno o di cemento o quant'altro, nella pietra proprio tipica del Carso. Quindi dalla pietra alla pietra viene poi trasformata e invecchiata nella pietra. Hanno queste cantine i nostri carsolini, che sono praticamente dei monumenti all'interno scavati nelle rocce, quindi nella pietra. Quindi da questo vengono fatti dei vini incredibili, cioè loro sono veramente degli artisti e lo fanno esclusivamente quasi solo con il contatto con la pietra. Da quando la pianta nasce, cresce, si sviluppa, a quando viene vendemmiata, fino a quando viene poi bevuta. Il massimo sarebbe avere anche dei calici in pietra, ma abbiamo anche degli artigiani della pietra e ci stiamo lavorando. Io penso che scoprire queste particolarità, parlare con chi sarà presente, in modo che poi anche si possano visitare queste cantine durante l'anno, da novembre a novembre, nel 26, potrebbe essere per chi visiterà questo Farmers and Artist quest'anno un'esperienza meravigliosa. E poi sarà un'esperienza meravigliosa sicuramente poter partecipare ai tantissimi laboratori, dagli oli ai mieli, dal pane alla biodiversità alpina, sono veramente molti, ma qual è l'obiettivo formativo di queste attività e quali pensi saranno i laboratori più interessanti o quale sarebbe il laboratorio a cui parteciperesti? Allora, io sono un manager, un imprenditore, ormai qualche anno di esperienza nel guidare, nel sistemare le aziende, nel portarle su, ce l'ho. Quello che mi è rimasto impresso, diciamo, nella vita, una delle cose è proprio l'educazione. Quando noi educhiamo la popolazione diventa libera, perché è capace di pensare con la propria testa, analizzare le informazioni con la propria testa. La nostra il nostro intento è la formazione, della popolazione nei confronti del buon cibo. Chi ha imparato, sa distinguere fra un prodotto farlocco, sul quale magari qualcuno ci fa un guadagno illecito, e un prodotto buono, e sa valutare e anche centellinarlo, in modo che, anche se quello sano, fatto da un contadino con tanto di sudore e tanto di sacrifici, anche se costasse un po' di più, alla fine verrebbe preferito, perché centellinato arriviamo con un cibo più sano, meglio digerito, più, che ne so, consono, che meglio si abbina poi alla cucina, allo stesso livello economico dell'altro, che magari è un po' più industriale, ovvero è solo industriale. Quindi educare sicuramente. Qual è il corso che io farei? Io farei tutti i corsi. Ci sono specialmente, quelli per i bambini, che sono, fatti proprio perché il gusto, l'olfatto dei bambini, ma anche il tatto, è molto più accentuato di me che sono vecchio, e per di formazione professionale, visto che sono farmacista, negli anni
i neuroni vanno a morire. Quindi loro sono talmente recettivi che questi laboratori fatti per loro, che poi hanno un costo simbolico di 5 € per i bambini da 6 a 10 anni, gli rimarranno in mente, sia come tatto, se magari entreranno in contatto con dei semini, sia come gusto, se avranno modo di poter assaggiare qualcosa. Probabilmente c'è anche qualcosa sulla lievitazione dei pani e quant'altro. Il corso che farò sicuramente quest'anno, perché ne so poco, è quello che, ci insegna sia la qualità dell'olio d'oliva extravergine, come viene fatto, eccetera, eccetera, ma abbinato quest'anno anche alla cultura, quindi all'insegnamento di quello che è l'olio dei semi di zucca, che è una cosa che noi abbiniamo spesso e volentieri con le minestre della zucca, con una grattugiata di ricotta affumicata, ma che alla fine conosciamo meno rispetto all'olio extravergine d'oliva. Quindi un po' io li farei tutti e consiglio veramente vivamente di contattare o aprire il sito www.trieste.green e prenotarvi da subito. Ci credo. Assolutamente, verissimo. Tra l'altro, insomma, le realtà coinvolte sono tante: Istria, Carso, Veneto, Lombardia, Austria, Slovenia, insomma tutti, anzi questo connubio transfrontaliero sicuramente porterà anche a Trieste e a tutte le sue comunità agricole del beneficio e anche un orizzonte più ampliato. D'altronde viviamo in una città abituata, insomma, a essere un mix di queste influenze. Sì, l'idea mia poi, il pensiero di come si sta svolgendo e evolvendo questa festa del buon cibo sano e giusto, è un po', quello che sono le mie origini. Alle mie spalle ho 2 finestre dalle quali si vede una casa carsica, quindi io ho preferito rimettere a posto una casa che è dei miei genitori, che era dei loro genitori. Sono sloveno e sono italiano, quindi poi mi sono soffermato un attimo in questo momento e ho pensato alla stessa Italia. L'Italia in questo momento è la minoranza all'interno di un mondo enorme, di diverse religioni, diverse culture, diversi colori della pelle. In sostanza, unendo a Trieste un territorio unico, senza pensare ai confini, stiamo unendo, minoranze che hanno le loro tradizioni, che in un certo qual senso le tramandano da generazione a generazione. La domanda mia era: ma cosa sareste, cosa saremmo noi senza il ricordo, di un piatto, chi ha avuto la fortuna di avere i genitori, fatto dalla nonna, dal nonno, dal genitore, dal papà, dalla mamma, chi ha avuto la fortuna ovviamente di averli, perché non tutti son stati fortunati. Quindi cosa saremmo noi senza un ricordo enogastronomico che passi attraverso il naso, la bocca, attraverso il tatto, gli occhi e quindi magari qualcuno ha avuto l'esperienza di poter fare degli gnocchi a casa, la pasta, le lasagne, cioè non saremmo umani, saremmo dei computer, saremmo diciamo l'intelligenza artificiale della quale l'intelligenza artificiale non potrebbe arricchirsi perché non avrebbe umani. Quindi in tutto quel senso noi siamo come se fossimo dei moschettieri che difendono, assieme a Slow Food, assieme a Campagna Amica, assieme al Comune di Trieste, quest'idea, diciamo, del passato che vogliamo tramandare alle generazioni future, perché possano sapere cosa sono, dove sono e quanto importanti sono. Vero, è importantissimo. Allora io ringrazio intanto David Pizzica, ricordiamo in chiusura le giornate in cui ci sarà questo appuntamento al mercato coperto di Trieste dall'1 al 7 di dicembre, però il fine settimana sarà quello clou per approfittare di tutti questi eventi. Sul sito di Turismo FVG ovviamente trovate tutte le informazioni, ma ci vuoi dare anche qualche indicazione in più, David? Sì, noi collaboriamo con Promoturismo FVG sempre e quindi trovate lì le informazioni. Per avere un canale ancora più diretto potete trovare tutto questo su www.trieste.green. Io vi dico ancora questo, l'entrata è gratuita, nel senso voi potete assolutamente salire, parlare con tutti i produttori che e non vi costa nulla. Abbiamo organizzato per voi, per il sabato e la domenica, questi eventi di degustazione, questi, food lab, che sono dei laboratori che vi possono arricchire. Poi c'è anche l'organizzazione di chi vuole assaggiare del vino, assaggiare ovviamente dei cicchetti e quindi è un po' a pagamento, ma il pagamento è simbolico. L'apertura è il sabato dalle 11 alle 20, la domenica dalle 10 fino alle 7, quindi 1 ora prima e 1 ora dopo. Abbiamo organizzato nelle ore dell'aperitivo della musica jazz, swing e quindi secondo me è un posto meraviglioso dove andare a trascorrere
qualche oretta del vostro sabato e della vostra domenica in compagnia del vostro compagno o della vostra compagna, in compagnia dei vostri figli, che se sono da 6 ai 10 anni troveranno anche un corso, però affrettatevi a prenotarli perché veramente i costi, cioè il prezzo è simbolico. Preme Vanno a ancora ruba. sottolineare. Come? E vanno a ruba immagino. Ma sì, secondo me sì, cioè dovremmo avere molte più disponibilità, ma come sapete il tempo è limitato e lo spazio del mercato coperto è ancora limitato. Stiamo lavorando per i prossimi anni col comune per trovare una quadra e non stiamo lavorando solo col comune, qua abbiamo messo veramente tutte le associazioni imprenditoriali di Trieste in modo che anche il Rione possa giovare di questo mercato coperto, perché è un bene di tutti noi. E allora ci ritroviamo lì al mercato coperto il primo fine settimana di dicembre, ma dall'1 al 7 insomma si potrà ovviamente approfittare di Farmer and Artist. Grazie a David Pizzica e grazie ovviamente a Promotorismo FVG E e noi ci ritroviamo ovviamente lì a Trieste il primo weekend di dicembre. Grazie David. grazie a Radio.0, grazie a Promotorismo e a tutti voi.